Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore. Buongiorno a tutti. È un momento emozionante questo per noi, perché questa conferenza stampa di lancio del concorso di violino sancisce la ripresa di un evento che per la città è sempre stato importante, e non solo per la città, ma per la musica tutta. Il concorso di violino Città di Vittorio Veneto riparte ora, ben considerando quelle che sono le sue radici in un sostrato culturale di tradizione che l'ha caratterizzato, riparte ora con caratteristiche e modalità diverse. Sarà un concorso rinnovato perché abbiamo voluto, insieme al direttore artistico, che questo concorso fosse internazionale, aprisse quindi le porte, e noi apriremo le porte della nostra città Vittorio Veneto, a tutti i giovani violinisti che dall'Europa vorranno venire a cimentarsi qui, a mettersi alla prova, a far ascoltare qual è la loro abilità, quali sono i loro talenti, per poter poi intraprendere una carriera che è quella che ha intrapreso il nostro direttore artistico Francesco De Angelis. Un concorso che ha questo titolo: Città di Vittorio Veneto, premio internazionale Prosecco Doc, perché il Prosecco Doc è il main sponsor di questa edizione. Senza di loro avremmo potuto fare decisamente molto meno di quello che stiamo facendo. Abbiamo un gruppo di giovani musicisti che hanno un'età media di 23 anni, le due più giovani sono italiane, sono 17enni, i musicisti provengono da 13 paesi dell'Unione Europea, dall'Italia, Austria, Germania, Francia, Olanda, Belgio, Spagna, Portogallo, Polonia, Romania, Bulgaria, Estonia e Lettonia. Noi saremo felici di accoglierli nella nostra città. Avremo sicuramente un concorso variegato, un concorso che potrà dare a questi violinisti la possibilità di esprimersi al meglio con una giuria straordinaria. Non mi dilungo perché lascio la parola agli ospiti che noi abbiamo qui. In primis passo la parola al sindaco di Vittorio Veneto, il dottor Miatto, per un indirizzo di saluto. Buongiorno a tutti, è un momento emozionante, come ha detto bene il mio assessore Antonella Uliana. È emozionante perché fu impegnativo fin dall'inizio l'accedere di nuovo a questa formula che ha accompagnato Vittorio Veneto per tanti anni, ancorché in forma più ridotta, essendo prima soltanto nazionale. Io ricordo con piacere quella giunta, una delle primissime giunte, durante la quale il mio assessore Antonella Uliana ci ha proposto, direi anche con entusiasmo, la ripresa di questo concorso di violino. Fu immediata la nostra risposta, vero Antonella? Sì. Praticamente aderimmo immediatamente, pur sapendo le difficoltà che avremmo trovato, e così è stato. Però decidemmo anche contestualmente che se dovevamo rinascere meglio di prima, e l'idea che siamo riusciti poi a portare a compimento è quello di internazionalizzare lo stesso evento. Ci siamo riusciti, e non soltanto dal punto di vista della partecipazione, ma
Grazie al Covid che ci ha tanto disturbato in questa realizzazione, abbiamo pensato anche di internazionalizzarlo dal punto di vista tecnologico in modo tale che nel mondo intero si potrà seguire ogni giornata, fin dalle prime battute, fin dalle selezioni, le esecuzioni che verranno fatte. Quindi la manifestazione avrà un respiro mondiale. Noi siamo soddisfatti di questo, ringrazio gli uffici, ringrazio il mio assessore, ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla buona riuscita di questo evento e in primis il consorzio del Prosecco DOC che in tante occasioni ci ha supportati, sappiamo quanto sensibile sia al mondo delle arti e soprattutto della musica. Per cui io rinnovo un'altra volta il ringraziamento. Senza di loro avremmo fatto molto più fatica e la qualità finale sarebbe stata decisamente inferiore. Grazie. Grazie Sindaco. Allora, visto che è stato nominato, io passerei direttamente la parola a Stefano Zanette, Presidente del Consorzio Prosecco DOC. Buongiorno a tutti i presenti, in particolar modo al signor Sindaco, dottor Miato, e alla dottoressa Uliana, Assessore alla Cultura. Io sono felice, nonché onoratissimo, in qualità di Presidente del Consorzio del Prosecco DOC, di aver avuto questo ruolo così importante nella diciamo, ripresa di questa ripartenza dell'importante concorso di violino città di Vittorio Veneto. Il contributo che noi abbiamo dato è sicuramente un contributo che è rivolto soprattutto alla cultura, alla musica, ma anche all'internazionalizzazione del concorso che appunto aprendo i confini oltre i confini nazionali ha questo nuovo carattere così importante che si sposa benissimo con quello che rappresenta in questo momento il Prosecco DOC a livello internazionale, essendo diventato lo spumante, il vino, possiamo dire, più bevuto al mondo. È di grande importanza che questo concorso sia rivolto ai giovani musicisti, che già nella storia del passato di questo importante concorso di violino hanno segnato, questo concorso ha segnato la carriera di molti musicisti, quindi ha arricchito il curriculum di questi giovani musicisti e quello che auspichiamo è che con questa nuova edizione possa esserci anche questa grande apertura a livello internazionale. E quello che facciamo, come sottolineava il sindaco di Vittorio Veneto, è un'attività che è rivolta sia alla cultura, alla musica in generale. Dobbiamo pensare però che facciamo anche altro. Abbiamo una presenza molto importante anche nello sport, con attività che vanno a coprire aspetti internazionali ma anche attività locali. Sabato, lo dico così, giusto per onor di cronaca, ci sarà la prima partita con la squadra Benetton Rugby con scritto Prosecco DOC sulle maglie e prossimamente spero che si possa andare a annunciare un'altra importante collaborazione con una squadra locale di livello internazionale. Tutto questo
lo facciamo per dare un ritorno al territorio, un'importanza che il territorio ricopre nella nostra denominazione. Ricordiamo che il Prosecco è un territorio e il vino prende il nome dal territorio, quindi noi siamo grati e riconoscenti a questa realtà territoriale che ci dà la possibilità di avere questo vino che è diventato un emblema del Made in Italy. Non lo facciamo sicuramente con una visione, come si dice oggigiorno, di greenwashing, ma lo facciamo con lo spirito che ho detto prima. E scusate se esco un po' fuori tema, ma mi preme sottolineare in questa occasione che ho sicuramente presenti in ascolto giornalisti, di esprimere la mia più grande solidarietà al Vescovo di Vittorio Veneto, il Vescovo Pizziolo, che con una lettera rivolta con i migliori intenti, dove auspicava il dialogo, la comprensione tra le parti, quindi tra i produttori, i cittadini, i consumatori, potesse esserci questo dialogo tra le parti nel territorio per evitare che ci fossero tensioni sociali. E ahimè, con una disinvoltura molto, diciamo, pericolosa, sono state estrapolate delle frasi dai giornalisti. Pensiamo che il Vescovo non aveva neanche citato la parola Prosecco, creando un grande scandalo e con un grande ritorno mediatico negativo. Ecco, io spero solo che le buone intenzioni del Vescovo corrispondano alle nostre buone intenzioni, perché quello che facciamo lo facciamo perché ci sia una coesistenza pacifica nel nostro territorio, ma che si possa lavorare per accrescere quella che è la percezione, il valore che è insostituibile della storia, dell'arte e della cultura del nostro territorio. E Vittorio Veneto è uno di questi esempi di grandissima importanza nella storia. Grazie. Grazie. Io direi ora di passare la parola ad Ernesto Schiavi, che non può essere presente oggi qui con noi, è il presidente della giuria. Ernesto Schiavi è direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e oggi non è presente perché ha un tavolo importante sulla musica della RAI, però ha cortesemente mandato un suo vocale che ora mandiamo in onda. Buongiorno, mi dispiace potermi collegare e dare la mia testimonianza solo in questo modo. Purtroppo sono impegnato in un incontro molto importante e quindi io voglio esprimere con questo piccolo messaggio tutta la mia partecipazione, la mia felicità per la rinascita di questo concorso a Vittorio Veneto, in un momento poi così importante di prudente ottimismo che stiamo vivendo. L'Italia è la patria degli strumenti ad arco e in particolare del violino. Noi abbiamo avuto i più grandi liutai e che Vittorio Veneto, che l'Italia, ma in particolare oggi Vittorio Veneto rinasca a livello internazionale con questo concorso è una testimonianza non solo di vita, ma ha una testimonianza anche etica, perché la musica ha un valore oltre che estetico e anche di coesione sociale, anche profondamente etico. Dunque, tanti auguri a questo concorso, tanti auguri ai ragazzi, perché la competizione a un certo livello è sana e in questo momento ne abbiamo bisogno, e tanti auguri a noi della Commissione che possiamo in qualche modo essere meno infallibili possibili. Teniamo conto che tutti siamo fallibili e non c'è nulla al mondo di infallibile, perciò chiediamo scusa fin da ora se non saremo del tutto infallibili. Grazie a tutti e ci vediamo fra qualche giorno.
Grazie ad Ernesto Schiavi e ora, se è in collegamento, io darei la parola a Daniele Borniquez, che è il coordinatore artistico dell'orchestra dell'Accademia della Scala. Daniele, ci sei? Buongiorno, mi sentite? Sì, perfettamente. Ecco, perfetto. Buongiorno a tutti, è un grande piacere e un onore poter essere presenti a questa conferenza stampa e soprattutto dare il nostro supporto e il nostro contributo con l'orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala alla buona riuscita, al buon esito di questo importante concorso internazionale, di cui il direttore artistico Francesco De Angelis è innanzitutto un nostro docente, un nostro amico, e abbiamo accolto molto volentieri appunto il suo invito a prendere parte con la nostra orchestra a quella che sarà la finale del concorso del prossimo 2 ottobre. Dirigerà la nostra orchestra il maestro David Coleman, anch'egli direttore da noi molto apprezzato e collabora con la nostra orchestra ormai da oltre 10 anni. È un'occasione per i nostri ragazzi, di cui voglio sottolineare un'età media molto bassa, che è di 24 anni, tutti strumentisti molto validi che affrontano presso l'Accademia del Teatro alla Scala un percorso biennale che abbraccia tutto il repertorio possibile per uno strumentista d'orchestra, quindi si cimentano nel repertorio sinfonico, nel repertorio d'opera e nel repertorio di balletto. Di fatto siamo una scala all'interno della scala, anche noi abbiamo una nostra programmazione portava a circa 100 aperture di sipario, non soltanto in teatro ma anche in grandi istituzioni concertistiche e festival in Italia e in Europa. È un segnale questo della presenza al concorso di Vittorio Veneto per noi molto importante, perché è sicuramente un segnale di ripresa dopo un anno decisamente faticoso, ma già la presenza dei nostri complessi in alcuni festival estivi e poi soprattutto l'avvicinarsi di una stagione un po' improntata alla normalità Veneto rappresenta uno dei primi momenti di esibizione dopo un anno particolare. Facciamo il nostro in bocca al lupo ai solisti e che si cimenteranno appunto in questo concorso, che è sempre stato un punto di partenza importante per l'avvio di carriere internazionali di grande livello. Penso che il futuro non possa che riservare grandi opportunità per questi ragazzi che purtroppo hanno dovuto vivere questi ultimi 2 anni con faticose e grosse limitazioni. Un in bocca al lupo a tutti e vi ringrazio per questa opportunità. Noi ringraziamo te, Daniele Borniquez, per essere stato presente anche in questa modalità, questa importante conferenza stampa. Sottolineo quello che tu hai detto, l'importanza di questo concorso di violino che riparte. È un'importanza che viene aumentata dal momento particolare storico in cui questo concorso riparte, che è quello di una epidemia purtroppo ancora in atto. Infatti ricordo che questo concorso è stato già rinviato 3 volte, ora ci siamo, abbiamo deciso comunque di farlo proprio perché abbiamo voluto dare un segnale di speranza, di fiducia, di apertura e di volontà di vedere nel futuro quello che anche la musica è importante che dia a tutti quanti noi. E proprio per questo io adesso do la parola a Francesco De Angelis, che è il nostro direttore
artistico del concorso internazionale di violino, il quale è lui stesso stato vincitore, appunto la sua carriera. E io mi rivolgo adesso a Francesco De Angelis con una domanda. Francesco, il fatto di aver vinto in quell'edizione il concorso di violino è stata una motivazione per cui tu hai deciso e hai accettato questo incarico? Grazie, buongiorno a tutti. Sicuramente il legame affettivo con il concorso è sempre stato vivo in me. A proposito di questo, abbiamo detto spesso stamattina che questo concorso è un trampolino di lancio per i giovani artisti. Ecco, noi con l'idea di aprire all'Unione Europea le porte del concorso, vogliamo anche che questo concorso diventi un punto di arrivo dei giovani concorrenti o meno giovani. Ecco, non solo l'apertura è anche un vantaggio soprattutto per i candidati che possono misurarsi culturalmente e musicalmente direttamente con altre situazioni appunto europee. E questo fa sì che ascoltare una sonata di Beethoven da un tedesco sia un arricchimento, o un brano virtuosistico di Saint-Saëns da un francese sia un'esperienza altrettanto interessante. Insomma, io da studente per acquisire queste cose non scritte sulla partitura ho dovuto fare ore e ore di viaggi in treno e non solo per assorbire un po' di cultura mitteleuropea, per riuscire ad esprimere al meglio la cantabilità, la musicalità, anche la tecnica del brano che avrei dovuto eseguire. Questo è fondamentale, avere un po' di questa Europa qui tutta insieme a Vittorio Veneto è molto importante, soprattutto per i candidati, soprattutto per i candidati italiani che si confronteranno con entità oltralpe e non solo. Tutto questo naturalmente, il sindaco e il nostro assessore hanno già spiegato ampiamente le cose belle che stiamo provando a raggiungere adesso con l'inizio del concorso. Io volevo solo aggiungere un ringraziamento particolare al sovrintendente del teatro dove io sono appunto impiegato come Concertmeister, perché veramente mi ha dimostrato una disponibilità e un entusiasmo immediati, pur non conoscendo la storia del concorso direttamente in quanto non italiano, ecco, e di origine, e quindi questo riscontro ha favorito moltissimo lo sviluppo e l'evoluzione del concorso stesso nelle sue specificità. Ecco, quindi aspettiamo di sentire i nostri candidati, perché comunque l'ultima parola resta a loro, perché è un livello alto dei concorrenti che offre un'importanza maggiore al concorso che li accoglie. Sono i violinisti che fanno la storia del concorso. Il concorso deve essere lì, pronto a dare tutta la possibilità di esprimersi. Ecco. Quindi in bocca al lupo a tutti i violinisti, un ringraziamento anche ai nostri giurati, alla Silvia Marcovici, Latizza Onda Rosenberg e soprattutto il maestro David Coleman, che per l'occasione ha anche composto un brano espressamente per la seconda prova del nostro concorso. Questo fa sì che possa essere un elemento di confronto ancora maggiore e quindi per una scelta ancora più obiettiva in un repertorio di musica
assolutamente contemporanea, in quanto il compositore sarà qui con noi ad ascoltare il suo brano e un'ulteriore apertura e modernità del concorso rispetto al passato, ma senza assolutamente denigrare il passato. È un'evoluzione naturale e quindi siamo tutti contenti che riusciamo ad iniziare in un momento in cui magari altri concorsi sono ancora in attesa che la pandemia ci lasci respirare un attimo. Ecco, grazie a tutti e auguri al concorso. Grazie Francesco De Angelis per quello che hai detto. Mi piace in questo momento sottolineare e riprendere un paio di affermazioni che hai fatto, e cioè tu hai parlato di entusiasmo e di clima positivo che si è creato intorno a questa idea di far rinascere il concorso di Vittorio Veneto su basi diverse. Infatti voi troverete nella brochure, dove avrete anche tutte le indicazioni relative al concorso, il titolo che Francesco De Angelis ha dato al suo contributo: Il mio concorso guarda l'Europa. Ecco, credo che la chiave importante per la riuscita di questo concorso è che tutti coloro che a vario titolo, in qualche modo, interni all'organizzazione comunale o esterni, hanno sentito questo concorso un po' come loro. È il caso anche di Stefano Daros, che è presente qui in sala, coordinatore artistico del concorso, che ha lavorato insieme a tutti quanti noi per cercare di rendere il concorso un organismo e un evento il più possibile perfetto da tutti i punti di vista. Lo ringrazio, così mi sento di ringraziare tantissimo i nostri uffici che stanno lavorando da molto tempo intorno a questo concorso, cercando di risolvere man mano e gradualmente tutte le difficoltà che questo periodo inevitabilmente ha portato in più rispetto alle difficoltà che normalmente ci possono essere nell'organizzazione di un evento di questa portata. Grazie quindi a tutti quanti, vi aspettiamo collegati in presenza, come sarà possibile, a questo concorso. Che dire, una scommessa, un sogno, che cos'è? Sicuramente un qualche cosa che vedremo concretizzarsi tra poco, una cosa che abbiamo molto desiderato e tutti quanti noi incrociamo le dita perché possa andare nel migliore dei modi. Grazie. Se c'è l'intervento di qualcuno, se c'è qualche domanda da parte di chi è collegato o del pubblico presente, siamo qui. Non ci sono domande, per cui salutiamo e ringraziamo tutti della vostra presenza e dell'ascolto. Il nostro partner non ci fa perdere un giorno, non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura.
Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio, Prosecco Doc, a chi ha l'Italia nel cuore.